35 anni e sono una precaria della scuola. Vi vorrei raccontare quelle che sono le mie esperienze da precaria della scuola, il mio vivere il precariato. Inizia tutto ad agosto. Ad agosto veniamo convocati, noi che siamo inseriti nella graduatoria ad esaurimento, dal provveditorato degli studi, quindi dal CSA, presso l'Istituto Tecnico Cittadino. Veniamo convocati tutti insieme, tutte le classi di concorso, e aspettiamo lì il nostro turno, aspettiamo di sapere quale sarà il nostro destino, aspettiamo di sapere se finiremo da qualche parte, se in quest'anno scolastico riusciremo ad ottenere delle ore, degli ispezioni orari soprattutto, e quindi stiamo lì. Questa settimana di attesa, questa settimana di ansia, questa della fine di agosto intendo, è una settimana particolarissima, la viviamo, perlomeno io la vivo e penso anche i miei colleghi, la viviamo con un misto di rassegnazione e di speranza. Rassegnazione perché una volta che veniamo appunto convocati siamo lì e siamo sempre gli stessi, sempre le stesse facce, sempre le stesse persone con le stesse paure, con le stesse ansie, con le stesse speranze. Siamo sempre noi, siamo sempre i soliti, siamo quelli che non siamo riusciti a passare oltre, non siamo riusciti ad avere il posto in ruolo. Dicevo, un misto di rassegnazione e di speranza. Speranza, rassegnazione penso di averlo spiegato, ma speranza perché? Perché aspettiamo lì il nostro turno e speriamo appunto che ci sia uno spezzone orario che ci possa consentire anche per quest'anno di lavorare. E che fortuna se riusciamo ad ottenere lo spezzone orario. Nella maggior parte dei casi prendi quello che rimane e ringrazi di aver preso quello che è rimasto, che sia rimasto qualcosa, perché l'alternativa è ben peggiore, significherebbe rimanere a casa e non lavorare. Dicevo, quindi Tirechini nella scuola quasi sempre diversa ogni anno, e quindi nuovi alunni, nuove situazioni, nuovi colleghi. Probabilmente arrivando anche magari a metà anno ti ritrovi le ore che hai preso, quindi le 9, le 10, le 12 ore, quelle che sono, te le ritrovi spalmate nell'arco di una settimana, quindi hai anche degli orari impossibili, e non riesci mai ad entrare, diciamo, negli ingranaggi di un singolo istituto, perché stai lì poco tempo, sei sempre ai margini, ma non perché i colleghi abbiano poca considerazione di te, è naturale, non riesci ad entrare nel sistema. In pochi mesi, da settembre a giugno, non sono sufficienti affinché si crei un determinato tipo di rapporto, di fiducia anche fra il preside e noi precari, fra gli altri colleghi e noi precari. È normale che sia così, ci vuole del tempo per conoscersi e per stimarsi. In più la cosa che trovo veramente aberrante è il fatto che ogni anno, non solo la scuola, è ovvio che se cambi la scuola devi cambiare classi, e quindi la continuità didattica non c'è, va a farsi benedire. Cambiare classe significa che tu non hai mai il metro e il polso della situazione, non hai piena consapevolezza del fatto che il tuo insegnamento abbia veramente lasciato un segno, se insegnare significa appunto lasciare il segno, e quindi non sai se quello che hai seminato ha germogliato, e quindi se hai qualcosa da cambiare nell'approccio rispetto a quella classe, nell'approccio rispetto ad un determinato ragazzo, perché devi cambiare sempre scuola, sempre classi, e quindi questo è un aspetto che, come dire, ci tocca profondamente, perché appunto non si ha il polso della situazione, non vedi veramente i frutti del tuo lavoro, o perlomeno raccogli frutti a giugno, promossi o bocciati, però poi non c'è un proseguo nella maggior parte dei casi, perlomeno. Spesso la sede di lavoro è anche molto lontana dal posto in cui si vive, e quindi si finisce a fare dei lunghi pellegrinaggi quotidiani su e giù per tutta la provincia, e intanto arriva giugno e il licenziamento. Luglio a questo punto sembrerebbe un mese, come dire, tranquillo, un mese di pausa fra la fine dell'anno scolastico e l'inizio, auspicato ma non certo, dell'anno successivo. Però delle volte non è così, perché a luglio c'è di solito la riapertura ogni 2 anni delle graduatorie, e quindi vengono aggiornati i punteggi dei vari colleghi, compreso il mio. Allora lì a controllare sul sito del provveditorato se i punteggi sono stati assegnati in maniera adeguata, in maniera corretta, controllare se qualche collega ti ha superato, vedere se qualcuno ha dei punti in più che tu pensavi non avesse, quindi magari fargli il ricorso, una lotta fra poveri, questo è. E quindi ci controlliamo a vicenda affinché ognuno mantenga le proprie posizioni, ma questo penso sia un gioco destinato a finire, anche perché nel 2011, quindi il prossimo anno, le graduatorie verranno riaperte, riaggiornate, e ci potranno essere degli inserimenti a pettine, il che significa che chiunque, o a livello provinciale o a livello regionale, verrà inserito nella posizione che gli consente il suo punteggio. Se ha 100, giustamente sarà nella posizione che
e con quel punteggio riuscirà a conseguire, e questo significherà per molti di noi essere scavalcati o comunque essere strappati dalla posizione faticosamente acquisita. Questi sono in sintesi, perché ce ne sarebbero altri di problemi, comunque questi sono in sintesi forse i più importanti problemi di un precario, però ce ne sono altri che riguardano anche precari di altri settori, come per esempio il fatto che non avendo uno stipendio fisso, non avendo 13 mensilità, non ci si possa recare in banca a chiedere un mutuo senza che qualcuno ti faccia da garante, è sempre necessità che qualcuno firmi le famose fideiussioni, la banca non accetta, o perlomeno in linea di principio non accettano mai di assegnare, di concedere un mutuo a dei precari. E quindi questo significa procrastinare le decisioni, ritardarle a tempi migliori, si spera, quindi magari pensi che sia troppo presto, che non riesca a mettere su casa, farsi la famiglia è una decisione un po' avventata, e quindi queste decisioni che i nostri genitori hanno preso in età molto più giovane, noi riusciamo a prenderle molto più avanti. Non per niente anche in Sardegna le donne si fanno i figli oltre i 40 anni, ma un motivo c'è, è che economicamente non siamo molto stabili, questo è.